Io spero che dopo questa Insomma, trasmissione... questa sera diciamo che erate un bel colpo. Provino a creare giustamente la situazione per cacciarmi, e naturalmente io questo l'ho messo in conto, e come tutte le cose quando intraprendo una battaglia penso anche poi alle conseguenze e quindi mi preparo. Io spero che anche con questo mio, diciamo, discutere si rivaluti. Poi se lo Stato, se la pubblicazione, se la politica lo pensa opportuno, per me lo può fare. L'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo, che come imprenditore, come piccolo gestore, come esercente, come barista, non mi si chiede di dedicare un secondo e un centesimo. Un secondo di tempo non me lo devono prendere, e un centesimo di nessuna natura, anche di natura di assistenza ai sistemi software, perché molto probabilmente con i milioni di dati che dovranno essere inviati non vorrei che il mio sistema software ci fossero problemi. Quindi, per me possono anche proseguire. L'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo, né mio né del mio personale, né un centesimo di costo.